Primo punto in campionato per l'Acragas, un punto prezioso conquistato sul difficile terreno del Monopoli. I biancoazzurri tengono testa ad una delle formazioni più insidiose del torneo, arrivati all'appuntamento di sabato a punteggio pieno, una sorta di testa-coda. Ma al triplice fischio di chiusura il verdetto è stato favorevole alla compagine agrigentina, 0-0 il punteggio finale. Nella prima frazione in cattedra Alex Vono, protagonista di alcune pregevoli parate. Nella ripresa l'Acragas cambia passo, Longo diventa una spina nel fianco della difesa avversaria e in una delle sortite offensive colpisce anche una traversa. Con un pizzico di fortuna il fantasista biancoazzurro avrebbe potuto modificare le sorti dell'incontro. Alla fine però l'Acragas torna a casa con un pareggio che vale oro, muove classifica e dà morale. Anche se a fine gara il vice allenatore Leo Criaco in panchina al posto dello squalificato Raffaele Di Napoli esprime rammarico. È un pareggio che ci sta stretto, ha detto, ai punti avremmo meritato la vittoria. La squadra ha disputato un ottimo secondo tempo, mettendo in pratica un buon calcio. Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di occasioni al Monopoli, ma siamo stati sempre attenti e propositivi. L'Acragas, ha aggiunto Criaco, è in netta crescita, sia sotto l'aspetto fisico che mentale, che ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Siamo molto soddisfatti del risultato, ma soprattutto della prestazione. E c'è anche il commento del direttore generale dell'Acragas, Biagio Nigrelli. Sono sempre più convinto, ha sottolineato, che questa squadra, una volta acquisita la condizione ottimale e assimilato gli schemi del mister, può dare al popolo bianco-azzurro grosse soddisfazioni.